Le violenze, ahimè, restano costanti, ma nel mese dedicato alle donne il dato che fa riflettere è l'aumento delle donne che hanno il coraggio di denunciare. Anche sul lavoro, secondo la CGIL di Venezia, che attraverso il telefono donna dà aiuto e supporto a chi è in difficoltà e non sa come uscirne. Il dato più interessante è quello che riguarda la collaborazione con le amministrazioni, in particolare a Chioggia, dove esiste un progetto unitario, lo Sportello Infodonna, attivo dal 2012 e che nel 2013 ha avuto 197 accessi, che riguardano molto il mondo del lavoro, ma in calo, segno che la linea telefonica è forse insufficiente. La linea telefonica è ormai insufficiente. Cioè una persona quando ha un problema ha bisogno di trovarsi un'altra persona di fronte, perché come prima cosa ha bisogno di essere accolta e ascoltata. E questa la neutralità, no, della linea telefonica non lo può dare. A Chioggia i numeri sono stati estremamente positivi e da pochi giorni il progetto si è arricchito con la sigla di un protocollo con il Faro Azzurro che inserirà le donne in una cooperativa che si occupa dell'allevamento di molluschi. Con questa cooperativa abbiamo anche sottoscritto un accordo per un progetto, il progetto si chiama invece il Faro Azzurro, per incrementare ed avere fondi per incrementare la imprenditoria femminile nell'ambito del loro campo, che è l'allevamento dei molluschi. Questi protocolli sono importanti perché così noi possiamo dare alle donne che vengono allo sportello quanta più informazione possibile sulla offerta occupazionale nel loro territorio, ma anche sull'offerta formativa,